Un buongiorno e ben ritornati cari amici. Oggi proviamo a vedere se si riesce ad andare alle grotte di Villanova. Queste grotte sono delle grotte molto particolari, grotte classiche comunque, ma hanno diverse sale da visitare, sono abbastanza anche lunghe come percorso, però la particolarità che è rimasto il crucio è che sono innumerevoli anni che sono rimaste chiuse per le controversie tra comune, appaltatori eccetera eccetera, e mi è rimasto questo pallino, quindi oggi, visto la bella giornata, andiamo a visitarle. Il percorso è abbastanza breve perché sono circa un'ora e 40 di strada, poco più di 100 km, ma è una bella zona tra il Friuli di Venezia Giulia e la Slovenia, in una zona molto bella e molto ricca anche di grotte. Ci vediamo dopo e via con la sigla. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. E siamo arrivati anche a Nimis, tra poco, tra una decina di chilometri siamo arrivati sul posto. Grotte di Villanova. E siamo arrivati a Ramandolo, paese che dà il nome al fantastico vino dolce Ramandolo. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. Questo contadino qua poteva metterle sull'asfalto le viti. Guarda che bel paesaggio. E finalmente incominciano un paio di curvette, se no ci addormentavamo. C'è più muschio in questa strada qua che su un presepio. Mandi da Nimis. Ed entriamo a Villanova Grotte. Tra qualche curvetta siamo arrivati anche alle grotte vere e proprie. E siamo arrivati anche al parcheggio, parcheggiamo la Peppa e via direttamente in biglietteria. Stiamo attendendo il nostro turno per entrare alle grotte di Villanova. E adesso ti fai un po' di chilometri a piedi. Ben tanto. Non cambia niente. Mentre ci andiamo verso l'ingresso delle grotte vi racconto una curiosità. Ma voi lo sapevate che nella singolarità di queste grotte più si scende e più fa freddo perché sono poste sotto lo strato del permafrost? E questa è l'entrata. Di Hell's Gate, la porta dell'inferno. Durante la visita a queste grotte abbiamo avuto l'immensa fortuna di incontrare una bravissima guida che ci ha illustrato come mai nessuno le singolarità di questa grotta. Veramente è stata una guida eccellente.
Sì, partiamo dalle... Cos'è? Abisso Vingat? Torniamo indietro e vediamo dove ci porta questa strada. Non ho fatto il cambio di calzature e scendere su questi sassi un po' scivolosi diventa problematico, perché le scarpe da moto sotto sono pressoché lisce. Adesso si può anche entrare. È meglio non toccare lo scorrimano, se no cade giù tutto. Purtroppo devo arrendermi perché con queste scarpe rischio di cadere e gli scorrimani non mi reggerebbero. E partiamo con il nostro solito giro scurtatoia nell'Alta Val Torre e discenderemo da Tarcento. Ed ora tappa rapida al ristorante La Panchina. Ripartiamo dopo il pranzo dal solito ristorante La Panchina. Fermiamo a vedere una cascatina qua che ho visto 3-4 volte nel Google Earth. E se c'è anche un caffè io lo berrei. Siamo arrivati alle cascate Crosis e adesso ci facciamo 4 passi per arrivare fino in fondo. Ti ricordiamo che iscriverti al nostro canale non ti costa nulla, ma per noi dà un grande supporto. E qui lanciamo il gatto! Per oggi questa è l'ultima salita che facciamo. Ed eccoci qui, stiamo rientrando e abbiamo concluso anche il giretto di oggi. La giornata è stata un po' impegnativa, siamo un po' stanchini perché le grotte di Villanova sono un po' lunghine da fare, abbastanza veloci, abbastanza corto il percorso, ma ci sono molti gradini bellissime perché se uno è appassionato di speleologia lì trova il paradiso. Nel ringraziarvi per essere stati con noi in compagnia fino a questo momento, vi salutiamo, vi auguriamo tanta buona strada e ci vediamo alla prossima. Ciao!